Euroregione News. CMF SpA, forgiati per essere i migliori. Nel peregrinare tra le migliori aziende del Friuli Venezia Giulia, soprattutto quelle che normalmente non hanno spazio mediatico, quindi non sono note a molti, ma sono prestigiose a livello internazionale, a Cormons dal 1991 esiste la CMF, produzione di particolari forgiati. Il livello di sicurezza all'interno della CMF è esemplare, al punto che con il network Percorso Sicurezza spesso ci si organizzano corsi e sessioni di aggiornamento anche per il personale responsabile della sicurezza di altre importanti aziende della regione. Incontrare il Deus Ex Machina, comandare in prima persona l'enorme macchinario che consente la lavorazione dei pezzi usciti dal forno, dando anche indicazioni in diretta a tutti gli altri operai che coadiuvano il suo lavoro, ha lasciato tutti a bocca aperta. Il rappresentante legale della CMF SpA, Aldo Casari, con i joystick in mano e l'abilità di un ragazzino davanti alla Play, sembrava si divertisse a lavorare, dimostrando grande soddisfazione e passione per quello che fa. Siamo partiti con 4 dipendenti e attualmente siamo in 130. Noi facciamo dei pezzi che sono allo stato grezzo, quasi mai finiti, e vanno un po' in tutti i settori, dal settore navale, settore petrolifero, nucleare, settore meccanico, settore militare, tutto quello che può, insomma, dove vanno i forgiati, che vanno un po' dappertutto, insomma. La sicurezza è basilare perché è un mestiere molto a rischio e noi abbiamo adottato la 231, per cui riteniamo di essere abbastanza preparati per evitare ogni tipo di infortunio che possa capitare. Poi può succedere comunque qualcosa lo stesso, no? Bene, perché possiamo dire che tutto quello che hanno fatto lo hanno fatto proprio come va fatto e come va bene anche a me che fosse fatto. Ci stiamo sviluppando ancora, abbiamo dei programmi che per adesso comunque rimangono ancora teorici, e di cui non posso ancora dire niente. Ma comunque c'è un futuro che ci dovremo ingrandire ancora. Ma per noi stanno andando bene, siamo in un settore difficile, però noi lavoro ne abbiamo e in questo momento non lamentiamoci. Fra un po' vedremo. Dalla Germania dicono che c'è un calo generale, però per noi adesso non ci tocca. Da Cormons per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.